Unico comune al ballottaggio in provincia di Treviso, Mogliano Veneto si prepara a tornare alle urne domenica 9 giugno e la campagna elettorale tra i due sfidanti Carola Arena per il centro-sinistra e Davide Bortolato per il centro-destra si fa incandescente. Ad infuocare la scena politica moglianese il mancato confronto pubblico tra i due chiesto dal sindaco uscente Arena. Le nostre cittadine e i nostri cittadini si meritano anche di poter assistere a un confronto sui programmi e quindi sulle proposte per i prossimi 5 anni di Mogliano. Io ho prenotato il centro sociale per sabato sera, se preferisce un'altra location troveremo un'altra location. Però ci deve essere, quindi io lo aspetterò al centro sociale oppure mi farà sapere, insomma, però io credo che questo sia importante. Io comunque sarò lì. Invito che Bortolato respinge al mittente. Lei aveva fatto la stessa cosa 5 anni fa quando era in vantaggio. Io continuo a fare quello che faccio tutti i giorni, mi incontro con la gente. Ripeto, non mi interessa incontrarmi con lei, proprio perché ci ha sempre rifiutato in 5 anni come opposizione. Uno potrebbe leggere questo come la paura di un confronto. Ma assolutamente no, io ho le porte aperte della mia sede, io mi incontro, vado nelle assemblee, nei quartieri e resto lì e chiacchiero con la gente. Nel primo turno Bortolato aveva ottenuto il 49,42% delle preferenze, Arena il 44,18%. Per 88 voti non si è chiusa la pratica sindaco già domenica scorsa. Ultima settimana di campagna elettorale che i due sfidanti affronteranno tra la gente. Incontrando la gente, mostrando il nostro programma, le nostre idee per cambiare Mogliano, per dare più sicurezza, per aiutare lo sport. Anche stamattina mi sono incontrato con alcune associazioni. Parlando ai cittadini, alle cittadine, alle associazioni, abbiamo continuato e stiamo continuando a fare quello che abbiamo fatto in questi 5 anni anche nella campagna elettorale. Incontri durante i quali i due ballottanti ribadiranno i punti principali del loro programma per i prossimi 5 anni. In questi anni abbiamo lavorato molto sul rendere questa città più vivibile, più green, più sicura, più solidale. Si tratta di portare avanti con forza tutta una serie di temi, di indirizzi che abbiamo già indicato. Un piano della viabilità dei parcheggi, una grossa mancanza qui a Mogliano che ha penalizzato le attività commerciali, che ha penalizzato i negozi e quindi questo sarà uno dei punti fondamentali. Ma poi abbiamo in mente tutta una serie di programmi